Bentrovati amici, siamo qui a Oschiri, grande festa, la festa delle panadas, qui si mangia, c'è tantissima gente e c'è anche molta gente che è in attesa della panadas. Oh, no, l'abbiamo già mangiata. Avete già... Ottima. Voi siete di Oschiri? No. Dove arrivate voi? Tempio. Da Tempio. Ma a Tempio non c'è questa usanza della panada? No, non si usa la panada a Tempio. Senta, ma fra le tante panade che lei ha assaggiato qua, qual è quella che preferisce? La classica. Quindi quella con la carne? Sì, è la classica. Quindi anguilla magari adesso non ne fanno perché costa troppo, però anche quella di anguilla non è male. Sì. Bene. O anche quella di agnello, con l'agnello. Alla grande, intanto chiediamo anche... Ciao carissimo, com'è che ti chiami? Alessandro. Ciao Alessandro, panade? Panade sempre. Panade sempre? Sempre panade. Mi hanno detto, non sapevo che esistesse la panada con l'anguilla. È nata la vera panada, la tradizionale è la panada di anguilla. La vera La tradizionale? vera panada tradizionale è quella di anguilla. Quella di anguilla è quella di agnello, diciamo, di pecora. Quindi il nostro amico di Tempio con cui abbiamo parlato aveva ragione. Era informato bene. È informato bene. Informato molto bene, sì. Quindi quella qui invece adesso tutte le panade con la carne. Con la carne, abbiamo fatto la degustazione della panadina di carne per tutta la popolazione che è intervenuta oggi in questa occasione della 10ª sagra della panada. Quanto tipo di panadas esistono? Dipende sempre dai produttori, noi le facciamo di anguilla, le facciamo di pollo e peperoni, le facciamo di carciofi e patate, le facciamo di carne tradizionali, grandi e piccole. Allora, dentro con chi possiamo parlare? Dentro potete parlare con le proprietarie che sarebbero Marisa o Cristina. Allora, andiamo da Marisa e Cristina. Ok, vi accompagno da Marisa e Cristina. Dai, andiamo da Marisa e Cristina. Andiamo da Marisa e Cristina. Lei conosce Marisa e Cristina? No. Ma da dove arriva lei? Da Mores. Da Mores. Ma la panada come gli piace a lei la panada? Di carne. Di carne, quindi quello con l'anguilla la conosce, con l'anguilla? Perfetto. Però di carne... Migliore. Chiediamo anche a sua moglie. Di carne senz'altro. Assolutamente. Sì, di carne. Allora, viva la panada. Viva la panada. Viva la panada. Allora entriamo da Marisa. Ecco qua, tutto in tempo reale. Vieni. Buonasera. Possiamo disturbarvi? Ho scoperto adesso da un amico di Tempio che la vera panadas era con l'anguilla. Con l'anguilla. Beh, diciamo che originariamente si suppone che sia nata proprio di anguilla perché c'era il lago vicino, quindi per utilizzare questo pesce, diciamo avevano... E poi invece insomma è nato tutto il resto. Sì, poi l'hanno fatta di carne di pecora, di maiale, di vitello, insomma si è evoluta un po' in maniera diversa e oggi noi la facciamo di maiale principalmente, che è quella più conosciuta. Poi ci sono le varianti per chi non ama la carne di verdura, di carciofi e patate, insomma. Noi siamo grandi curiosoni perché non conoscendo la panadas, il naso che va, non conoscendo la panadas ci dobbiamo informare. Per esempio, quanti produttori ci sono qui a Oschiri che producono panadas? E qua in Castagna dovremmo essere in 6, tanti. dovremmo essere in 6, vero Cristina? Siamo in 6? Sei più. 6 più. Ecco, allora mi dica quanti tipi di panadas fate e insomma e come funziona poi la vostra azienda. Allora, noi facciamo, parlo per noi, quelle di carne classica, quelle di verdure miste e quelle di pollo e peperoni. Poi il nostro cavallo di battaglia, che è stato inventato da noi, sono le panadine. Il mignon, che noi abbiamo creato a Olbia perché abbiamo iniziato a Olbia e poi abbiamo portato qua a Oschiri, e a Ruota hanno seguito gli altri produttori. Che sarebbero quelle che abbiamo appena assaggiato. Appena assaggiato, certo. Bene. Allora, Marisa? Marisa, sì. Marisa è? Marisa e Cristina. E Cristina. Bene, buon lavoro allora, Marisa e Cristina e buona panadas a tutti. Altrettanto. Grazie. Noi intanto ci trasferiamo sia con te, ma sia con te. Ci trasferiamo amici perché vieni, si ritorna fuori all'esterno per parlare di panadas, casa della panada. Quindi Marisa mi diceva che sarebbero queste le panadine. Riprendi Emanuele, eccole qui. Sì. Ce le avete inventate voi? Sì, è stata, diciamo, anche se poi le utilizzano in tutto il paese, è stata un'idea che abbiamo avuto quando avevamo il negozio a Olbia, in via Veronese, e niente, è stata un'idea per accontentare anche i bambini, perché i bambini di solito una panada grande non riescono a mangiarla, mentre di queste panadine mangiano anche 2 o 3, quindi... Ecco. Siccome poi i genitori insomma sarebbero stati obbligati a mangiare mezza panada oltre la loro, via l'ingrasso. Certo, Ma certo. quanto fa ingrassare una panada? Domanda?
bisogna sapere quanta ne mangia uno. Ecco, cioè con 2 panate uno diventa... No? No, c'è gente che ne mangia anche 7, 8. Oh là là, 7 panate? Sì. Chiediamo un po' in giro, vediamo un po'. Chiediamo un po' in giro quante panadas riesce a mangiare in un giorno lei? 5. 5. Sono un po' troppe. 2. 2, non 5. No, troppo. Da dove arriva lei? Da Budusò. Quante panadas mangia lei, signora? Riesce a mangiare Piccoline anche 10. delle piccoline? Quelle piccoline 10, ma quelle grandi la metà. Quindi 5 panate, lei sta benissimo. Sì, La sì. cena è fatta. La cena è fatta e va bene. Chiediamo sempre in giro. Buonasera. Quante panate riusciamo a mangiare in un giorno? Anche 5 sì. 5-6 panate? In che Noi, come? bene, un giorno anche 12, 5 a pranzo e 5 a cena. Ah, proprio insomma, pranzo e cena a panada. Sì. Senta, lei è di? Oschiri. Ah, di Oschi, quindi è del Locco. Del Loco, sì. Ma le panadas quando le ha conosciute lei? Da quando sono nato, perché anche mamma le faceva a casa. Quindi si facevano prima a casa le panadas, Sì, era un sì. po' il piatto. Quasi tutte le famiglie di Oschiri le fanno ancora, tuttora. Sì. È la sua preferita? E quella di Agnello e anche quella di Anguilla. Che però si fa un po' di meno. Sì, però si fa lo stesso. Si fa lo stesso. Allora dobbiamo andare a cercare le panadas di Anguilla. Le troveremo oggi? Ma penso di sì, qualcuno credo che le abbia fatte per, non so, per gustarle, non so. Lei è il signor? Sogia Giovanni. Allora, signor Giovanni, guardiamo qui perché adesso noi andiamo a cercare le panadas con le anguille. Ci riusciremo? Chissà. Speriamo di Ma sì. vediamo. Arrivederci. Arrivederci. Out of the moonlight, the month of May, the ship would take her last breath. Her full mast, it was draping like a mermaid. She was dressed, her lonely heart is setting. Intanto noi ci stiamo trasferendo, vedete quanta gente qui a Oschiri. Ci trasferiamo da una... Ciao Oschiri, dove arriva lei? Milano, Da Milano. Non c'è la faccia di milanese lei. però sono pugliese. Guardi di là e mi dica la verità, quante panadas riesce a mangiarsi in un giorno? Ne ho mangiate già 12. Oggi piccoline o grandi? Piccoline. 12 piccoline. Lei signora? E io gli sono andata dietro bene. 12 anche lei? Non 12 ma... Poi si ingrassa. Allora trasferiamoci amici milanesi. Bisogna vedere se ci crediamo milanesi. Vieni, seguimi. 12 panadas in un giorno. Ma signora, mi sembrano un po' troppe però. Beh sì. Quante se ne mangia lì panadas? No, ma mi dica la verità. Di dove sei? Io sono di Sassari, lei? Ah, Oschiriso. Oschiresu. Quindi lei quando ha conosciuto le panadas? Nel 1940. Lei è del 40 adesso. Oh là là. È del 40, si riporta benissimo. Io pensavo che fosse almeno del 42, via. Scherzo, dai. Ci trasferiamo, chiediamo così in giro, vediamo cosa succede. For now that mermaid's dressed in tears, her lonely